Buonasera, grazie a tutti per essere intervenuti. Siamo numerosi, il che è un bene, però questo comporta che anche il minimo brusio diventa ingombrante per, l'efficacia delle cose che andremo a fare e a dire. Io ringrazio intanto voi che siete venuti, ringrazio i nostri ospiti che sono venuti, che hanno aderito al nostro invito, in particolare il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, che è venuto in macchina, ha fatto una lunga marcia e che questa sera, dopo il suo intervento, ci lascerà perché deve proseguire. È un generoso e l'ha dimostrato. Ringrazio Giuseppe Provenzano, che voi forse già conoscete perché è venuto tante volte ad Agrigento, uno studioso, il vice direttore dello Svimez, ma con una visione politica, con una intelligenza politica delle cose molto precise. Il mio amico Vittorio Alessandro, l'ammiraglio Alessandro, che negli ultimi 5 anni è stato presidente del Parco delle Cinque Terre, ha fatto cose mirabili a quanto pare, ma che prima di quell'incarico importante è stato per tutta la vita un ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto e in quella veste si è occupato, tra le altre cose, anche della gestione della comunicazione in ordine ai soccorsi che il Corpo delle Capitanerie di Porto operava e continua ad operare in realtà nel canale di Sicilia, il soccorso ai migranti in difficoltà. Allora io vi chiedo un attimo di pazienza, iniziamo subito. Vi chiedo la cortesia di non attraversare il corridoio passando davanti alla telecamera, perché questo inficerebbe il lavoro di documentazione che dobbiamo fare. E vi chiedo la pazienza di ascoltare la mia relazione introduttiva. Io mi limiterò ad introdurre. Devo anche dire che manca questa sera Maurizio Iacono, professore di storia della filosofia a Pisa, già preside della facoltà di Pisa, che doveva intervenire e che però è rimasto vittima di uno sciopero, non so, più o meno selvaggio. Il suo aereo stamattina alle 8 a Pisa non è decollato e l'aereo immediatamente successivo non lo metteva nelle condizioni di arrivare comunque puntuale. Quindi ci saluta, sarà per un'altra volta anche perché questo è il primo di un appuntamento, il primo di una serie che speriamo lunga e speriamo anche utile e proficua di appuntamenti di discussione così libera sui temi che ci interessano, che ci stanno a cuore. Noi ci siamo convocati questa sera pensando di interpretare in seno alla nostra area politica e culturale un comune stato d'animo, una diffusa necessità, il bisogno di discutere delle cose accadute, delle cose che ancora possono accadere dopo il traumatico, doloroso arretramento sul piano del consenso registrato dai partiti e dai movimenti che si richiamano con diverse sfumature ideali, con maggiore o minore convinzione e fedeltà filologica alla tradizione della sinistra italiana ed europea alle elezioni del 4 marzo. Non sarà però questo un'analisi del voto, un'analisi del risultato elettorale orientata a capire le ragioni dell'inefficacia degli schemi adottati, delle soluzioni tattiche che sono state esperite da quei soggetti politici. Più che altro una ricognizione patrimoniale, una verifica dello stato di salute e dell'attualità dei beni morali appartenenti alla nostra famiglia. Quei valori della sinistra di cui al titolo del nostro incontro, che necessariamente preesistono all'esistenza dei soggetti politici che tali valori poi vogliono tradurre in azione politica. Mi riferisco dunque a quell'insieme, a quel peculio di idee, di sentimenti, di principi
che variamente declinati hanno definito per molto tempo il perimetro della nostra identità, perimetro al cui interno è stato possibile confrontarsi, discutere, scontrarsi anche aspramente, ma pur sempre riconoscendosi nelle comuni aspirazioni e sapendo riconoscere chi fuori da quel perimetro era ispirato da altre idee, nutriva altre aspirazioni. Chi di noi, diciamo, si è formato nel vecchio ordine di cose, praticamente tutti, a quel che vedo, tranne qualche ragazzo, qualche giovane. Sono pochi giovani purtroppo questa sera, ma speriamo di guadagnarne, di conquistarne di più in futuro. Sa a cosa mi riferisco. Una volta si stava o di qua o di là e la scelta in genere maturava molto precocemente e imponeva l'adozione di precisi codici etici ed estetici. Entrare in un'aula di università con un giornale, un particolare giornale in tasca, perché allora si leggevano i giornali, con i capelli corti o lunghi, con un eschimo verde oppure con una giacca nera, equivaleva a declinare precise generalità politiche. Questo per i militanti più giovani. Le persone più adulte, il discrimine per loro era il linguaggio, che nella pratica politica si andava affinando, diventava meno immaginifico e più conseguente. E poi anche naturalmente la concreta testimonianza di vita. Nel linguaggio i richiami all'ordine e alla tradizione stavano agli uomini e alle donne di destra, così come invece un lessico ricco di riferimenti al riscatto sociale delle classi subalterne stava agli uomini e alle donne di sinistra. L'affermazione delle immutabili prerogative delle élite era di destra, la sensibilità verso i diritti delle minoranze era di sinistra. L'atlantismo era una bandiera della destra, il terzomondismo un vessillo della sinistra. L'insofferenza verso la morale sessuale cattolica era di destra, di sinistra, mentre una certa ipocrisia codina, diciamo, chiamiamolo così, era di destra. La curiosità intellettuale, i dubbi, i film, i libri erano di sinistra, le certezze, la questura, le forze armate, la famiglia erano di destra. I vescovi erano un baluardo della destra, mentre i preti, diciamo, operai e alcuni parroci erano una risorsa della sinistra. La magistratura era un'istituzione di destra, anzi il cane da guardia del sistema, mentre alcuni pretori, i cosiddetti pretori d'assalto, erano gli eroi di una giustizia di sinistra. Io naturalmente potrei continuare, ma a parte che ci siamo capiti, poi entrerei in competizione, un'impari competizione con il grande Gabber, e quindi rimango così. Insomma, o di qua o di là, in quella temperie, prima della caduta del muro di Berlino, chi avesse affermato, come oggi si sente, che la destra e la sinistra, diciamo, sono indifferenti, che non ci sono differenze tra la destra e la sinistra, non solo avrebbe detto una cosa sbagliata politicamente, ma una cosa radicalmente incomprensibile, cioè fuori dal senso comune, eversiva della logica e della ragione. Poi però le cose hanno cominciato a cambiare, dapprima in modo lento e poi in modo sempre più accelerato e vorticoso. L'implosione dell'impero sovietico sotto il peso della sua stessa rigidità cadaverica, il dilagare di un capitalismo finanziario disancorato da qualunque forma di controllo politico, la necessità dunque per gli operatori economici di concorrere, di competere sui mercati globalizzati, la conseguente precarizzazione del lavoro, i prodigi straordinari della tecnologia digitale, la ricomparsa dei nazionalismi, l'abbrutimento consumistico e il contestuale impoverimento della classe media, il siderale aumento in tutto il pianeta della distanza tra i ricchi e i poveri, l'infiammarsi di vecchie piaghe conseguenti alla decolonizzazione, la guerra di religione in seno all'Islam, con l'affermarsi di un radicalismo violento e a tratti mostruoso, la dimensione epocale, infine, assunta dal fenomeno migratorio. Ora, è un elenco parziale, però è indicativo, io credo, del mutamento di paradigma dentro il quale ci troviamo e con il quale dobbiamo fare i conti. Un mutamento che, a dire di molti, appunto, comporterebbe oggi il deciso superamento delle categorie otto-novecentesche. Destra e sinistra, si dice, sono definizioni senza più significato.
schemi di ragionamento ormai svuotati dei loro contenuti. Le differenze che contano, si dice, sono altre. Ma quali? Io penso che per quello che ci compete noi dobbiamo farci altre domande. La giustizia sociale, il diritto ad un lavoro decentemente retribuito, la tolleranza e l'accoglienza dell'altro, la diversità culturale considerata come un bene, come una ricchezza da preservare, da coltivare, il rispetto assoluto per il valore della vita umana e per la dignità delle persone senza differenze di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, come scrive il nostro Costituente, la solidarietà tra gli umani, la liberazione degli oppressi, il riscatto degli sfruttati. Tutti questi valori e principi la cui enunciazione può apparire oggi persino ingenuamente romantica, e me ne accorgo io stesso mentre li enumero, ma nei quali abbiamo fortemente creduto e per la cui affermazione abbiamo messo nel conto, negli anni dell'entusiasmo giovanile, di lottare e di soffrire, sull'esempio delle generazioni che ci hanno preceduto. Ecco, questi valori sono ancora attuali? Sono ancora attuali, punto di domanda. Sono ancora validi per le nostre intelligenze e cogenti per le nostre coscienze? O i cambiamenti di cui si è detto suggeriscono invece una revisione dei nostri fondamentali, un prudente e realistico arretramento ideale? Vale ancora la pena di impegnarsi politicamente nelle forme organizzate dei partiti o espressive dei movimenti per l'affermazione di questi valori? O il nuovo paradigma universale li ha resi obsoleti, smascherando nella sostanza velleitaria e utopistica, consolatoria, anche onanistica, diciamo, lasciatemi passare il termine. Venuto meno il riformismo che faceva riferimento teorico al pensiero materialista, screditato e poi travolto dalla fallimentare esperienza dei paesi del socialismo reale, ci siamo ancora per qualche anno ritrovati a coltivare i nostri valori nel più rassicurante campo del cosiddetto mondo libero, dove il principio di libertà gode del prestigio della lunga tradizione liberale, mentre il principio di uguaglianza, sotto la spinta costituzionale, trascorreva lentamente ma significativamente dalla dimensione sostanziale a quella formale, generando nuove tensioni tra le classi sociali, ponendo delicati problemi della giustizia distributiva, ma rimanendo comunque, per molto tempo, un faro di tutte le forze riformiste che hanno concorso alla costruzione dello Stato sociale. Bene, anche questo oggi sembra archeologia. La sinistra attraversa una crisi di dimensioni planetarie, dovunque. In Europa e nel mondo si affermano forze regressive, si consolidano esperienze di chiusura gelose, arcigne. Persino in paesi dal grande blasone democratico come la Francia si affermano forze che una volta non avremmo esitato a definire fasciste, forze che se non vanno al governo, il governo insidiano con un consenso, diciamo, dalle percentuali a un tempo assolutamente impensabili. Che succede? Perché il popolo volta la schiena ai suoi tradizionali difensori? Perché gli operai, gli intellettuali, gli studenti, i ceti che eravamo abituati a considerare inalienabili, hanno ceduto alle lusinghe di abili e spregiudicati demagoghi? Com'è accaduto che mentre eravamo tutti impegnati a costruire ambiti di convivenza sovranazionale sempre più ambiziosi, i sovranisti, sfruttando le contraddizioni e i limiti, a volte anche inevitabili, del processo di integrazione europea, sono finiti al governo? Com'è possibile che oggi il consenso premi partiti e movimenti che hanno trasformato la paura, in molti casi da loro stessi alimentata, e l'insicurezza del ceto medio impoverito in capitale politico, articolando, rispetto alla complessità dei problemi, una ricetta di disarmante semplicità: meno tasse per i ricchi, un sussidio per i poveri e i migranti a casa loro. Ora, sono queste le domande che premono e che vorrei anche proporre ai nostri ospiti. E sono domande queste che chiamano in causa principalmente la sinistra, cioè noi non possiamo rivolgerle ad altri soggetti, ad altre culture, ad altre esperienze, dobbiamo farle a noi stessi e sotto un duplice profilo. La sinistra arretra perché sono i suoi valori ad essere superati
ad essersi rivelati troppo distanti dai fondamenti antropologici della società? O la sinistra arretra dovunque perché nel mondo, e per quello che ci riguarda anche in Italia, sono inadeguate, fiacche, irresolute le forze che hanno il dovere di rappresentarne e difenderne i principi? Sotto il primo profilo, sotto il profilo dei valori, oggi si presenta come travolgente la questione dei migranti, che, come giustamente è stato notato, sta consolidando un consenso di massa per la destra. Quali tenebrosi recessi dell'animo umano agita e intorbida oggi la figura del migrante? Il 30% degli elettori del Partito Democratico consente con il neoministro Salvini. Il 70% dell'opinione pubblica applaude soddisfatto e si gode la sua rivincita morale sui social con un linguaggio che fa paura, che atterrisce, che sgomenta. Il flusso immigratorio con, per me, discutibili ma efficaci politiche del precedente ministro Minniti si era ridotto dell'80%. Non era ancora sufficiente. Occorreva dimostrare con una smargiassata propagandistica inutile e crudele che in Italia oggi si fa sul serio, ad onta del diritto e dei buoni ed inutili sentimenti, come nell'Ungheria di Orban o come nell'America di Trump. Cosa volete che ci importi del destino dei migranti quando in Italia molti milioni di cittadini vivono sotto la soglia della povertà? Ed è vero che in Italia ci sono molti poveri, molti di più di quanto non appaia persino. Ma saranno consolati finalmente questi poveri dalla durezza promessa contro l'immigrazione clandestina? Migliorerà finalmente la loro condizione grazie alla chiusura dei porti? C'è qualche nesso evidente tra i due fenomeni? Può la sinistra, attingendo ai suoi valori, trovare un punto di equilibrio e renderlo anche desiderabile tra la paura e la speranza, tra l'umanità e il diritto? Sono in grado i dirigenti della sinistra di percepire la sfida tremenda che grava su questo tempo? Sono capaci di non smarrirsi, di non agire istericamente di fronte all'attuale perdita di consenso, conservandosi all'altezza della propria missione storica, che è sempre stata quella del progresso e della solidarietà, della fratellanza, tendenzialmente senza confini? Abbiamo perso. Abbiamo perso il sostegno di un sistema ideologico che sembrava infallibile, ma persino quella costruzione teorica non era che un mezzo rispetto al fine. Una modalità scientifica si pretendeva di incarnare nella storia alcuni valori, i nostri. Ma siamo ancora in grado, mentre la casa brucia, mentre il pianeta sembra non poterne più di noi e della nostra arroganza, di intravedere un mondo migliore di questo e di indicare la strada per arrivarci? Certo, rispetto a queste domande, a questioni del genere, la discussione generata dai nostri attuali tormenti, dalla nostra mai risolta diaspora, la discussione intendo che attraversa il Partito Democratico e le altre forze della sinistra uscite scioccate, diciamo, dal voto del 4 marzo, sembra una discussione molto arretrata, politicista. In generale mi sembra che la sinistra italiana abbia scontato in questa fase, al di là della crisi sistemica in cui si trova coinvolta, alcune stridenti contraddizioni. Mi provo a sintetizzarle. Dall'esibita promessa di rinnovamento, con cui solo ieri si pretendeva di liquidare un'intera generazione politica, credendo così di ereditarne il consenso faticosamente conseguito in molti decenni di dura lotta, ai criteri di gelosa autoconservazione applicati dagli attuali gruppi dirigenti in occasione delle candidature. Dalla disinvoltura con cui abbiamo praticato un realistico disimpegno rispetto ad alcuni temi costitutivi della nostra identità, perché appesantiti da sentori troppo novecenteschi. Ne ricordo uno, per tutti, diciamo, sul quale è caduto un oblio denso e disarmante, la questione meridionale. Alla difesa tardiva e affannosa di quella stessa identità, affidata sul piano dell'enunciazione e della rivendicazione a interpreti magari degni, ma poco attinenti e debolmente attrezzati e vocati. Dal precipitoso abbandono delle consolidate prassi di penetrazione culturale, di diffusione delle nostre idee,
all'incapacità di evolvere autenticamente nel linguaggio, superando magari le figure retoriche d'ordinanza del secolo scorso, senza tuttavia scadere nell'attuale afasia, nel petulante e insignificante prontuario espressivo utilizzato dalla comunicazione politica contemporanea, buono tutt'al più a rintuzzare i colpi nelle risse social. Io penso che era lecito aspettarsi qualcosa di più e di meglio. Qualcosa di più che non le vedovili geremiadi contro il populismo e la demagogia e l'antipolitica, fenomeni alla cui genesi, io lo dico adesso per inciso, anche noi abbiamo contribuito, con una pratica irresponsabile di delegittimazione non convenzionale, diciamo così, della classe politica di governo, che risale almeno ai decenni finali del secolo scorso. La lapidazione fisica e simbolica dell'odiato Craxi all'uscita dell'Hotel Rafael è una pagina del nostro album di famiglia. È stata il piazzale Loreto della nostra generazione. I rottamatori non sono marziani, si sono nutriti di questo immaginario e io credo che li abbiamo nutriti noi. Rispetto al governo attuale, il tanto peggio tanto meglio non è mai stato il profilo della sinistra italiana e non è una metodologia che forze politiche responsabili possano sposare e rivendicare. Anche qui, lasciamoci guidare dai nostri valori, se siamo ancora in grado di riconoscerli. Ad una coalizione di governo che promette di superare le proprie evidenti contraddizioni, radicalizzando le proposte identitarie di ciascuna delle sue componenti, dalla stretta giustizialista alla gestione poliziesca del fenomeno migratorio, dal tradimento del principio di progressività fiscale all'oscurantismo su alcuni diritti civili. Abbiamo sentito le dichiarazioni del ministro Fontana, mi pare che si chiami. Il miglior regalo che noi possiamo fare a questa coalizione di governo è quello di rimanercene in disparte, offesi e immusoniti ad aspettare che si facciano male da soli. Nell'attesa faranno male principalmente al Paese. Io penso che in quelle contraddizioni la sinistra, con i suoi dirigenti più attrezzati e con tutti i militanti, con uno sforzo collettivo di intelligenza, bisogna che si butti con slancio garibaldino e, se è capace, anche con l'astuzia del conte di Cavour, fino a farle esplodere quelle contraddizioni il più rapidamente possibile, riconquistando ad una più ragionevole prospettiva non solo gli elettori della sinistra attualmente in libera uscita, ma anche quel pezzo di classe dirigente del Movimento 5 Stelle, giovane e inesperta, ma generosa, e con cui forse è possibile, per il bene di tutti, un compromesso. E voglio concludere questo mio intervento proprio con questa malfamata parola, compromesso, perché la politica non potrà mai ritornare quel nobilissimo impegno, io credo, teso al miglioramento delle condizioni morali e materiali della comunità, finché non saprà riappropriarsi del suo principale strumento, che è appunto il compromesso, cioè l'arte faticosa della mediazione condotta senza rabbia, senza fanatismo, senza demolire l'avversario, senza demonizzarlo, senza esasperarlo. Ecco, io vorrei che di questo adesso parlassero i nostri ospiti e che ciascuno possa offrire il suo contributo teorico ed esperienziale. E quindi auguro a tutti una buona discussione. Allora, io ho in mente un ordine relativamente a questa discussione, però volentieri cambio programma, perché Mimmo Lucano, che è il sindaco di Riace, come sapete è il protagonista di un'esperienza di integrazione, di convivenza tra la comunità che lui amministra e i migranti, un esempio che guardato con interesse, con attenzione, ben oltre i confini del nostro Paese. E di questo io credo che lui ci vorrà parlare, porterà quindi un contributo relativo alla sua esperienza. E Mimmo, come detto, ha poi bisogno di proseguire il suo viaggio faticoso, che è un viaggio, diciamo, non so, spero che lo porti lontano. E quindi do a lui subito la parola. Grazie. Intanto voglio ringraziare che mi hai invitato per essere qua. Io
Non dico mai di no quando mi chiamano per essere presente nelle occasioni pubbliche, per dare un contributo, ma è giusto quindi che prima mi presento come sono sindaco di un comune molto piccolo, di 1500 abitanti, 1600 abitanti, e della provincia di Reggio Calabria, si chiama Riace. E la cosa strana per me è che io non è che ho fatto tante cose speciali per avere, nel corso degli anni ho visto che c'è questa attesa, sempre che mi chiamano, anche in luoghi come ad esempio a Buenos Aires, mi hanno invitato a Buenos Aires, a Berlino, in tutto il mondo. No? Allora mi fanno diventare importante, come nel caso di Agrigento mi mancava, ho pensato devo essere presente perché poi quando uno viaggia da solo mi piace questa atmosfera così che induce alla riflessione, a rivedere quello che stai facendo. Apparentemente uno può sembrare è molto faticoso, però anche ci sono aspetti positivi e soprattutto anche le occasioni pubbliche che si incontrano le persone sono sempre momenti importanti perché possono nascere delle idee, degli impulsi, avere occasioni anche per costruire relazioni con le persone, legami. E facciamo quello che è possibile nelle nostre appunto possibilità. E io ho ascoltato con molto interesse questa analisi introduttiva e veramente tocca tanti punti interrogativi a cui alcune volte uno può rispondere con un certo tipo di valutazione, di analisi, poi magari è costante questo dubbio, questa incertezza. Noi non siamo la parte delle certezze, proprio è tutto l'opposto. E questo ovviamente ha un significato, anche i dubbi, le incertezze di quello che fai. Io da sindaco sono sindaco da 3 legislature consecutive e la prima volta io volevo proprio introdurre dare questo contributo facendo riferimento alla mia personale esperienza. La prima volta che io mi sono candidato in questo piccolo comune, all'epoca gli abitanti erano ancora più poco, mio padre, che era un maestro della scuola elementare in pensione, ha pensato, mi ha chiamato: guarda, io a te non ti posso votare, non ti posso votare perché tu mi fai sprecare un voto. Io ero stato, mio papà pensava che ero legato ai movimenti della sinistra più, all'epoca dicevamo extraparlamentare, no? Allora quel limite con il terrorismo, con gli anni in cui essere della sinistra più radicale significava essere anche considerato uno delle Brigate Rosse, no? Mio padre, quando io ero all'università a Roma, pensava sempre, aveva questo dubbio. In realtà io nella mia vita non ho mai visto un'arma da vicino, non ho mai toccato niente, però c'era questa incertezza. Quando poi decido di ritornare nella mia terra, e ovviamente per chi ha sullo sfondo l'entusiasmo di poter pensare ad una società migliore, ad un mondo migliore, dove gli ultimi hanno abbiamo questo sogno proletario, ce lo portiamo finché viviamo e nessuna cosa nessuna sconfitta elettorale la può mettere da parte questa cosa. E questo è il sogno. E allora ero ritornato e abbiamo deciso con le persone, tutti che eravamo negli anni che per noi sono equivalenti al 68 che abbiamo vissuto in Calabria, negli anni 80 così. Io faccio parte della Calabria, ma di una parte della Calabria che si chiama Locride, e all'epoca avevo un professore di religione che era legato alla teologia della liberazione
e che poi è stato scomunicato a Divinis. Hai bisogno sempre di trovare l'entusiasmo che hai dentro, comunque deve essere rapportato a esperienze concrete, a persone che si muovono, che ci muoviamo dentro la società per dare forza poi a quegli ideali, ad avere una consapevolezza che è possibile. Poi c'era stato un mio amico che attualmente è mio amico, ma all'epoca no, che era stato sindaco a Rosarno, nella piana di Gioia Tauro, dove adesso ci sono questo feroce sfruttamento per gli extracomunitari che sono utilizzati come braccia, però una situazione limite. E all'epoca questo sindaco di Rosarno, mentre stavano festeggiando una vittoria elettorale del Partito Comunista, no? Le famiglie di mafia di quell'area praticamente lo vogliono ammazzare e lui era il bersaglio di della mafia, però un ragazzo di 26 anni che si chiamava Peppe Valerioti, per proteggere a Peppino Lavorato muore lui, e allora Peppino Lavorato rimane. Non so se avete visto l'altra sera quando per televisione hanno fatto un programma, hanno intervistato pure a me, quella persona che batteva le mani, era lui, Peppino Lavorato, e praticamente da quell'episodio lui non è mai uscito fuori, perché ha pensato per colpa mia muore un ragazzo di 26 anni, Peppe Valerioti, contro la mafia, per la lotta contro la mafia. E di quella storia Peppino Lavorato ha fatto una testimonianza vivente sempre, lui che era un sindaco comunista. No, io non ero un sindaco comunista, ero legato a lotta continua, ero legato ad Avanguardia Operaia, anzi all'epoca eravamo critici perché proprio i tentativi di quel revisionismo storico, del famoso compromesso storico con Berlinguer, per il compromesso storico, ci spingevano ad essere molto critici verso il Partito Comunista e a costruire a fare delle analisi che ci portavano in orizzonti. Molti di noi alla fine hanno fatto chi è passato da un'altra parte, chi ha avuto la possibilità di resistere, ma bisogna considerare le responsabilità dell'epoca anche del Partito Comunista, del tentativo di compromesso storico che hanno creato molta solitudine nelle aree della cosiddetta sinistra extraparlamentare. Allora abbiamo deciso in un piccolo comune di ripartire a riconsiderare i governi locali come possibilità, come laboratori politici, ovviamente con l'idea di partecipare sempre a qualcosa di più grande. E la prima volta mio padre mi ha fatto questa lezione: ma secondo te nei nostri territori, limite, dove ci sono grandissime problematiche sociali, dove c'è questa forma di assistenzialismo che è gestita dal Partito della Democrazia Cristiana, le vostre sono idee che sono destinate a non avere nessuna possibilità di diventare forme concrete, e tu mi fai sprecare un voto. È stata una lezione, perché su 12 avevamo candidati, non abbiamo preso un consigliere di minoranza, 30 voti. Forse nella nostra lista qualcuno non si è nemmeno votato personalmente. Allora, però non bisogna nelle cose facili, ma chi ha dentro la voglia comunque di continuare e di crederci, perché questa è una cosa che è legata alla determinazione, a quello che hai dentro, che non ti pesa, poi non ti accorgi il tempo che ti passa, non ti accorgi. Alla fine da quella storia io ho tratto una lezione molto forte, intanto di comprendere che c'è una evoluzione costante nella società, e un linguaggio che va bene per un determinato periodo poi diventa incomprensibile. È inutile che se la gente non ti comprende, si rischia di essere sempre delle minoranze che non hanno la possibilità di incidere né a livello locale né a livelli più importanti. Allora mi sono ripresentato dopo 4 anni da quella lezione, ma le cose non è che sono cambiate tanto. Sono però stato eletto consigliere di minoranza, quindi un avanzamento
un piccolo passo avanti. Poi dopo eravamo nel 99, ma per la prima volta proponevamo un progetto che non è il solito luogo comune dei programmi dove si parla sempre di progresso, dove si parla sempre del lavoro per tutti, di rivendicare. Avevamo fatto delle cose proprio a livello quasi oggi, dopo tanti anni, penso quasi sperimentale, di dire ma questi sono comuni dove c'è un forte declino demografico, no? Ma che senso ha fare i piani di sviluppo, i piani cosiddetti strutturali, immaginando che la popolazione eravamo nel 1990, mi ricordo che un sindaco hanno dato le indicazioni per fare il piano regolatore e avevano fatto un piano di sviluppo secondo cui Riace nel 90 aveva 2.000 abitanti, nel 2005 ne doveva fare 25.000 abitanti. In realtà erano proprio questi i meccanismi attraverso cui si creano danni ambientali, si creano danni sociali, si creano collaborazioni con chi determina poi i processi economici nella società, perché si giustificano dei piani di sviluppo per giustificare colate di cemento e speculazioni economiche controllate dalle mafie, perché quando c'è l'economia c'è un senso che l''ndrangheta, da noi si chiama così, ha una sua ragione di essere per controllare l'economia e tutta la filiera che ne consegue e il controllo sociale. Allora noi abbiamo detto, questo programma noi dobbiamo fare un piano di sviluppo a crescita praticamente zero, noi dobbiamo recuperare l'esistente, dobbiamo recuperare le case abbandonate del centro storico, dobbiamo invertire, non dobbiamo più vicino alla spiaggia toccare 1 centimetro di terra perché non ha senso, è stato già fatto un danno ambientale gravissimo con la complicità di tutte le amministrazioni che ci avevano preceduto, perché era quasi diffuso nell'opinione pubblica che chi va a gestire la cosa pubblica a livello locale si deve fare i fatti suoi, un poco quelli degli altri. Allora, ovviamente quel programma nel 99 è stato bocciato, severamente bocciato, però io sono diventato consigliere di minoranza. Ho avuto la fortuna poi, veramente, nei drammi dell'umanità, che c'è stato uno sbarco e per alcuni aspetti l'intuizione è stata banale. Io veramente mi sono legato anche, ho avuto una forte collaborazione dai compagni del Kurdistan, perché erano tutti del PKK, quindi parlavamo un linguaggio affine al di là dell'idioma che diventava incomprensibile, però abbiamo fatto una connessione di un'istanza locale e di una globale della questione kurda che da più di 100 anni, e questo ci ha portato ad unire per una strana combinazione. Abbiamo detto allora, quel progetto così elettorale trova una sua ragione di essere, al di là se siamo ente locale o meno, perché noi abbiamo un centro storico che praticamente è abbandonato, dove è l'estrema periferia, dove non ci sono interessi di speculazione economica da parte della criminalità. Tanto dicevano ormai, era un ripetersi ormai, e noi abbiamo costruito il centro di accoglienza così, utilizzando le case degli emigranti, ma senza economia, addirittura utilizzando le candele di cera per ovviare alla luce che non c'era, e c'è stata una grande solidarietà degli emigranti che vivevano e vivono a Buenos Aires, in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, nel nord Italia. Ma tanto queste case cosa ce ne facciamo? Nasce così, Riace paese di accoglienza, nasce proprio così, non per ricercare uno studio di fattibilità, un piano, non per ricercare economia. Nel 2004 l'arrivo dei rifugiati a Riace e questa connessione tra un'istanza politica di questo sogno proletario, perché poi i rifugiati non sono altro che i nuovi, lo dice bene padre Alex Zanotelli, ecco perché fa la questione dei rifugiati al centro, e al centro è uno che è inverosimile questo, che
che costruisce il proprio consenso politico con un'idea che non ha né valore etico né valori umani, né addirittura debole anche sul piano del diritto internazionale. È una deriva, un fascismo che è imperante al governo italiano, che sta determinando tutto quello che sta determinando. Ho perso il filo. Questo centro storico diventa il luogo di accoglienza, no? I rifugiati, che nell'immaginario dovevano essere le persone che arrivano, ti portano il lavoro. Una volta gli hanno chiesto a una signora anziana, a qualche giornalista, che ne sono arrivati tanti poi, dice: ma voi avete paura, signora? Che lei ha detto, ve lo dico in dialetto che intanto è comprensibile, sul scuro della mezzanotte non può venire, gli ha detto, perché tanto qua non c'è lavoro, non c'è niente. Ma poi devo dire che i nostri sono dei luoghi dove ci sono, un mio amico antropologo dice, sono luoghi antropologicamente predisposti per non avere pregiudizi, per non avere avversioni nei confronti degli esseri umani. Addirittura l'arrivo dei rifugiati a Riace fa scattare delle occasioni, nasce il turismo dell'accoglienza, perché c'è tutta una parte di Europa che guarda come un piccolo comune quasi abbandonato, con storie di emigrazione, con storie di condizionamenti di mafia, con storie, proprio quella parte sembra veramente una terra bruciata, però apre le case abbandonate, le apre per la solidarietà, perché anche con un ragionamento, perché le persone che vengono da altri mondi, io questo non l'ho imparato sui libri e non lo dico perché ho una pregiudiziale politica, ma l'ho imparato ascoltando le persone in carne ed ossa, e sono diventato quasi uno di loro, ascoltando le persone con le loro storie drammatiche, le persone che arrivano su quella nave che il Ministro degli Interni si vanta che quasi è una forma di vittoria, no? Una vittoria. Sono persone che, quella nave non è una nave di crociera, non è una nave che vengono da noi perché c'è un viaggio di piacere dove c'è la piscina che si mettono le creme. Quelli sono disperati del mondo, che l'Occidente obbliga a fare questi viaggi della disperazione. Noi li obblighiamo, per secoli abbiamo saccheggiato i loro territori, abbiamo imposto il nostro colonialismo, abbiamo imposto le nostre politiche economiche, abbiamo venduto le armi, praticamente li abbiamo distrutti. Noi non siamo degni io, guardate, quello che sto provando in questi ultimi periodi è qualcosa di indescrivibile, lo provo qua, perché penso a quello che c'è dietro, e non è che il ministro che ha preceduto all'ultimo è stato meglio, perché è là che è iniziata questa politica che è devastante e che si collega poi ad una storia dell'Europa dove tutti i paesi cercano di alzare il muro più alto. Ma il ministro degli interni del governo italiano forse è il più estremista rispetto a quello dell'Ungheria, a Le Pen, e rispetto a tutti gli esempi delle destre. Forse lui sta traghettando l'Italia e quindi l'Europa verso veramente un oblio, un delirio delle destre. Allora, io dico questo, che 1500 abitanti, poi sono stato eletto sindaco, nel 2004 sono stato eletto sindaco, perché la gente ha cominciato, per una combinazione, ci sono state 4 liste, e allora sono stato eletto sindaco. Nel 2009 sono stato eletto sindaco un'altra volta, nel 2014 un'altra volta, e non ho subito per nulla quella involuzione che alcune volte, anche questa è una considerazione che bisogna fare nel mondo della sinistra, siamo fortissimi quando siamo opposizione, no?
quando diventiamo governo, invece, questa ha tante spiegazioni, no? Però per una volta io non ho per nulla vissuto quella fase che divento sindaco. Un mio amico mi ha regalato un libro, mi ricordo, una persona che ho conosciuto in un villaggio operaio a Leoman, L'arte di non governare. L'arte di non governare. E era tutto un significato. Il fatto di governare anche a livello locale non significa che tu devi utilizzare l'autorità. Io ho cercato per nulla di essere autorità, di avere responsabilità, di assumersi responsabilità, è una cosa differente. E nemmeno di avere quest'idea di mettere la fascia per fare queste autocelebrazioni, per nulla. Nella comunità io, e sono contento così, manco si accorgono alcune volte. Anche al comune cerco di non essere mai, come si dice, primo cittadino, per nulla. L'ho fatto in un modo dove ho pensato sempre, la gente non si deve quasi manco accorgere. Però sono stato eletto 3 volte consecutive. Vuol dire che quando la sinistra è coerente, ecco il messaggio, e non smarrisce la propria mission legata al sogno proletario, noi non ci dobbiamo dimenticare, questa è la nostra essenza, la storia, quando è vera. Alla fine la gente di un piccolo comune, io non ho dietro gli amici degli amici che mi davano i voti, ve l'ho detto, la prima volta non mi ha votato mio papà, però poi sono stato eletto 3 volte consecutive. Non lo dico per un'autocelebrazione, lo dico come contributo all'analisi, così ho capito che è un governo locale, però noi dal governo locale abbiamo dato un contributo ad una idealità, non ad una ideologia, perché io dietro di me mi porto tutti i compagni che ci credono ancora a questo sogno, ce lo portiamo finché abbiamo vita, non c'è il Salvini di turno. Poi possiamo essere minoranza, ma non vuol dire che siamo minoranza in quello che sono i veri valori e il sogno, come vi dicevo prima, che è possibile un'altra dimensione della società, sicuramente più umana, perché quella che stanno proponendo adesso è una società disumana, che non tiene conto delle persone più deboli. Vi ricordate quando facevano la propaganda con le ruspe perché significava che deve distruggere i campi rom? Guarda caso sempre, veramente, io l'ho definito, guardate, questa persona ha una sindrome degli esseri umani, soprattutto delle persone più deboli. Guardate, mi era venuto in mente che uno dei miei idoli così, degli anni che ero della gioventù era un medico di Trieste, no? Che dopo aver passato una vita, non so se avete sentito parlare della legge 180 per la chiusura dei manicomi, no? Si chiamava Franco Basaglia questa persona. Lui diceva, alla fine si stava arrendendo, no? I manicomi, la legge 180 è passata, no? Per quanto tante problematiche nei centri psichiatrici sono rimaste. Però lui diceva, ma io sono consapevole, e questo vale secondo me veramente una forte consapevolezza che trova una sua attualità ogni attimo. Io non ho mai dimenticato questo. Anche da sindaco sempre ho vissuto, mi sono sempre considerato quasi una minoranza, no? Lui diceva, il potere, la consapevolezza è questa, il potere economico, le mafie sono sempre più forti, riescono a determinare, sono sempre più forti. Ma vi rendete conto che il 17% prende la Lega, il 17%, però diventa il vero punto di riferimento, è come se hanno fatto un colpo di Stato, perché tutto il resto oggi è secondario, no? E ancora di più siamo noi, ultimi. Però, diceva Basaglia, l'unica speranza che ci rimane è che la nostra azione, no? Ed è vero questo,
non possiamo vincere, però possiamo convincere. E quando si convince una persona, anche io adesso me ne vado di qua, no? Ma se qualcuno pensa, qualcuno può riflettere, se da quello che ho detto può nascere anche una piccola speranza, allora forse noi, diceva Basaglia, quella è la nostra vittoria, non abbiamo altro, di convincere. E quando uno si convince e attraverso un ragionamento profondo, allora vuol dire che la speranza sarà sempre presente. L'intervento e il discorso che ci ha fatto Mimmo Lucano mi ha profondamente edificato e commosso, e lo dico così senza voler essere particolarmente enfatico, ma è esattamente quello che è accaduto, come penso anche un po' a tutti voi. Sono contento che abbiamo avuto l'idea di invitarlo, e ancora più contento che lui abbia fatto questo sforzo di essere venuto. Io spero che lui voglia trattenersi invece e rimanere questa sera magari a chiacchierare con noi, a cena, non so. Alla prossima. Un discorso molto complesso, non un discorso semplice, un discorso umile ma molto complesso e molto suggestivo, nel senso che appunto che suggerisce di sviluppare le cose che ha detto, di continuare a riflettere su queste cose, e chiamo subito Vittorio Alessandro a proseguire questa conversazione sui temi che ha coltivato il sindaco nel suo intervento, e su altri che lui vorrà, con la sua sapienza, con la sua barba bianca veterotestamentaria, sicuramente dirà delle cose molto sagge. Grazie Giandomenico, buonasera a tutti, grazie anche di aver organizzato questo incontro. Grazie anche dello sforzo molto bello che hai fatto introducendo l'incontro di oggi, spero anch'io il primo di una serie. E poi usciamo da un intervento appassionato e molto sentito, che sicuramente ci ha toccato, ma ci induce a soffermarci su alcune cose che ha detto il sindaco Mimmo, molto belle, molto romantiche per certi aspetti, ma anche molto vive. Mi è venuto in mente un articolo che ho letto stamattina, un articolo di Domenico Quirico, il Fondo della Stampa di oggi. Lui dice: gli italiani hanno sulla loro bandiera questa nomea di brava gente, che è un'espressione sulla quale molto fango è stato versato dai mascelluti, dice lui. Ma questa nostra caratteristica, al di là di ogni vena così, come dire, folcloristica, questa caratteristica è fortemente un esito di una lunga capitalizzazione di esperienze, di sensibilità, di culture. Ora, sembra che a un tratto tutto questo sia in discussione, tutto questo si demolisca, si polverizzi. Io non credo che sia così, e lo dice anche Quirico. Non è così. Non è così perché certamente nella storia di ciascuno di noi, e siamo tanti, anche quelli che hanno votato oggi per la Lega, sono convinto che nella storia di tante persone in questo Paese rimane ferma una sensibilità che è quella per la quale noi ci soffermiamo a vedere
il dolore di molte persone, la sofferenza di molte persone. Ci soffermiamo e soffriamo e compatiamo. Poi arrivano le belle bandiere, però quelle altre, non quelle di cui parlava Pasolini. Vediamo le bandiere, le grida. C'è in questi giorni, in questi mesi, una specie di... si è data una stura, è come se si fosse aperta un condotto. Attenzione, io sono convinto che tutta quella sedimentazione che in questo momento appare sui social in termini di brutte espressioni, slogan squallidi, che fanno pensare al noi tireremo diritto, al me ne frego, no? Cioè, questa cultura non è una cosa nuova, esisteva anche nelle file del PC, anche nelle parrocchie, attenzione. Soltanto che oggi c'è questo senso liberatorio, cioè è come se finalmente qualcuno ha parlato alla pancia delle persone, l'ha raggiunta, non si è spaventato all'idea che questa pancia contenesse un po' tutto. La nostra pancia contiene un po' tutto. Gli italiani, brava gente e tante altre cose. Non si è spaventato, non si è preoccupato di questo, come altri altrove, come altri qui in altri tempi. E così si è aperta questa nuova gioia nel dire tutto quello che per anni qualcuno ti diceva, ti guardava, ti zittiva, cioè, no? Ma nelle sezioni, io ho fatto vita di sezione nel partito, c'erano queste cose, però c'era anche il dirigente, no? C'era anche questo senso comunque della moralità, la sinistra è anche questo. Che cosa oggi, di fronte al nuovo che avanza, al cambiamento che non è sempre in quanto tale un buon cambiamento, cosa possiamo fare? Perché non è vero che più scuro di mezzanotte un po' fare, purtroppo abbiamo visto che può fare più buio di mezzanotte. Ma io credo che la sinistra debba, non battersi il petto, però insomma alcune cose vanno dette. Noi siamo stati per anni parcheggiati in una situazione di minorità rispetto a Berlusconi, pensando che si potesse indossare il vestito di Berlusconi con però i contenuti della sinistra. Cioè abbiamo pensato che, guarda questo però, che noi però non solo potremmo essere bravi come lui, ma abbiamo i nostri contenuti. Non l'aziendalismo milanese, questa fauna di persone che lo circondano, questi racconti volgari sulle serate boccacceschi, no? Noi abbiamo la nostra storia. Figuriamoci se non possiamo indossare i panni. È stato un errore, perché la forma è sostanza. La forma è sostanza. E allora quando è arrivato il nostro momento, io credo che bisognava un attimo badare a una nuova capacità di rapporto col territorio, con le persone, con gli strati sociali, producendo nuove analisi di questo nostro mondo che è in cambiamento, sta sopportando un cambiamento velocissimo. Non c'è stato questo impegno. Abbiamo visto che eravamo capaci di indossare quel vestito, quel modello, e abbiamo avuto successo. E allora è arrivata la sinistra degli aggettivi. La buona scuola è buona scuola perché è buona, non perché sul campo si verifica che cosa sta succedendo, che cosa è questa scuola, che cos'è la sofferenza di questi professori, che cosa fanno questi studenti, che cosa faranno questi studenti. Non si è fatto abbastanza, però l'etichetta buona scuola, la sinistra degli aggettivi ce l'ha consegnata e si è dovuta difendere. La sinistra dei condizionali era quella che andava a vedere i congiuntivi, era quella che andava a vedere se dall'altra parte tutti mettevano il congiuntivo al posto giusto e si facevano campagne su questo discorso qua.
La sinistra dei comici è quella che sullo sberleffo ha pensato che si potesse vincere, che si potesse ottenere la solidarietà e la simpatia delle persone, perché riusciva questa sinistra a mettere in campo comici che rendevano gli altri ridicoli. E invece eccoli qui i ridicoli, eccoli al governo. E io sono convinto che si debbano dire queste cose, soprattutto quando ci si sente in un vicolo cieco. Noi non siamo in un vicolo cieco, perché ci sono le esperienze di Riace, ma non solo, ci sono bellissime esperienze di brava gente in questo paese, c'è un volontariato che trascina moltissime cose, buonissima parte del volontariato anche in questa provincia è affidato ad extracomunitari. La cosa che dobbiamo certamente considerare è che l'approccio illuministico probabilmente non paga. Perché diceva bene il sindaco, la comprensione, citava Basaglia, è vero, però io ho sentito le parole di persone che hanno responsabilità importanti, che mi dicono, noi andiamo dalle persone, noi parliamo, noi raccontiamo, ci seguono, i passaggi logici ci sono tutti, la razionalità è lì, la sappiamo giocare, siamo persone che hanno una storia, insomma, che non sono nate ieri, e le persone ti vengono dietro per ogni step, per ogni passaggio, poi alla fine, sì, però mica possiamo prenderci tutta l'Africa e portarcela qua, e si riparte dallo zero, dal via, come al Monopoli. È come se ci fosse una specie di forza della convinzione che non rende più possibile il dialogo, e allora dobbiamo scartare di lato, dobbiamo immaginare oggi non tanto di dividerci in buoni e cattivi, dobbiamo immaginare di riprendere in mano i nostri territori e farne dei luoghi che siano vivibili intanto per noi e poi renderli accoglienti. Dobbiamo inventare delle formule che, appunto, scartando di lato, ci diano la possibilità oggi di fare programmi, piccoli progetti, ma che paghino nel tempo, perché nella finanza c'è il capitale e c'è l'investimento. Oggi il capitale lo contiamo, ha detto bene Gian Domenico, la sinistra ha un suo capitale, ma c'è da fare anche gli investimenti, le scuole, lo sport, la natura, l'ambiente, sono cose sulle quali la sinistra ha una sua insuperabile qualità di contenuti, insuperabile. Ed è su questi che dobbiamo tornare, perché io sono convinto che i processi identitari, quelli che ci fanno sentire importanti a casa nostra, sono importanti e forti in casa nostra, sono quelli che piano piano attenuano la paura, e la forza di questa situazione politica che si è determinata deriva soprattutto dalla paura. Ecco perché si riparte ogni volta dallo zero come al Monopoli, perché prevale la paura. Personalmente non vi affliggerò con queste esperienze vissute a Lampedusa, anche se mi piacerebbe dirvi perché secondo me si sta facendo un errore gravissimo, si sta commettendo un errore gravissimo di comunicazione e di sostanza riguardo ai soccorsi nel canale di Sicilia. Semmai ci torneremo dopo su questo discorso. Non vi affliggerò neanche con l'idea, e qui è stata, prima diceva il sindaco, questa combinazione felicissima fra il sogno del proletario da una parte e la vicenda del curdo dall'altra, la storia dei curdi che si combinavano. Per me un personalissimo miracolo è stato quello di poter, come Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, far lavorare gli immigrati per il risanamento dei muretti a secco. Anche lì, piccola testimonianza, piccolissima, che mi ha guadagnato l'ostilità netta della Lega, dichiarata, feroce, in Liguria. Però ecco, sono queste le cose, io credo, su cui si deve lavorare, e abbiamo da fare questo percorso identitario che ci consenta, con l'aiuto delle forze dell'ordine,
con l'aiuto della magistratura, con l'aiuto dei volontari, di controllare il nostro territorio senza il timore che chiunque venga a disturbarne l'equilibrio. Questo dobbiamo fare. E dobbiamo tornare nelle piazze. E dobbiamo avere la capacità di ascoltare le persone. E dobbiamo avere la capacità di ritrovarci nei discorsi delle persone. Perché i dirigenti di questa sinistra in Italia sono venuti solo ad ascoltare e andavano via prima che finissero i discorsi, perché avevano già in tasca le risposte. Questo è successo. Erano tranquilli e non dovevamo invece star tranquilli. Non parlo dei presenti, e ce ne sono, che hanno manifestato sempre una grande generosità. Ne ho uno qua al mio fianco. La possibilità che si arrivi ai risultati, io credo che, come per tutti gli investimenti, sia una capacità di lavoro, di attenzione, di attesa. Nel frattempo succederà di tutto. Nel frattempo succederà di tutto, ne dico una e chiudo. Giorni fa è apparsa su Facebook la notizia, la testimonianza di un signore che si riprendeva in primo piano e diceva: io sono il Nostromo di nave Aquarius, sono stato buttato fuori, a questo punto io non ho più nulla da perdere, mi hanno licenziato perché io volevo raccontare quello che succede a bordo di nave Aquarius. A bordo di nave Aquarius la gente si sta divertendo, diceva quando la nave era ancora in navigazione. A bordo di nave Aquarius la gente gioca, ascolta musica, sente se balla, c'è il divertimento, c'è un bar aperto, c'è la fila al bar. Il giorno dopo, e già erano arrivate 70.000 adesioni a questo messaggio, questo signore, che è uno dei più rinomati troll, così si dice, e cioè navigatori un po' che mascherati, questo signore diceva: beh, io non sono mai stato a bordo di nave Aquarius, vi ho dimostrato però che è facilissimo prendervi per il naso, e ha indicato la categoria di persone che più delle altre si è fatta prendere per il naso. Ora, questa è la scommessa, questa è l'urgenza, quella di non perdere il contatto con la terra. Grazie Vittorio. A questo punto, Peppe, tu puoi raccogliere, diciamo, se vuoi, gli spunti che sono usciti dagli interventi che abbiamo appena ascoltato e provare a fare un disegno complessivo, diciamo, Ci provo, io che a differenza dell'ammiraglio Alessandro non ho la barba bianca ma ce l'ho rossa, non dirò cose sagge ma dirò cose di battaglia politica, perché io non sono qui, diciamo, nella veste dello studioso, del ricercatore, sono qui nella veste del militante della sinistra. Poi io faccio parte del PD, però, diciamo, ho anche altri difetti, non è l'unico difetto che ho, però provo a fare un ragionamento che riguarda tutta la sinistra, perché tutta la sinistra deve riflettere. Guardate, da qualche settimana, da qualche mese in giro per l'Italia, con un gruppo di amici e di compagni dentro e fuori il Partito Democratico, di tutti i partiti, abbiamo avviato una riflessione, l'abbiamo chiamata Sinistra anno zero, perché in queste elezioni veramente un po' la sinistra è arrivata all'anno zero. Io credo che peggio della sconfitta sia stata la reazione alla sconfitta, o meglio, la mancata reazione alla sconfitta. E tuttavia dovremmo interrogarci su quella sconfitta, perché è una sconfitta che ha proporzioni storiche. Guardate, il risultato peggiore rispetto a questa sconfitta, tu lo dicevi nella relazione, è stato nel 1924, un tempo buio. C'era la legge Acerbo e la prima volta che si presentò il listone fascista. Solo allora le sinistre andarono peggio nella storia della Repubblica, nella storia d'Italia, rispetto a come sono andate oggi. Si dice, vabbè, la sinistra ha perso, ma perde in tutto il mondo, perde in tutta Europa. A parte che non è vero. Non è vero, perché in Europa ci sono luoghi in cui la sinistra ha vinto,
ma soprattutto quando perde la sinistra riformista, come il caso del PD, di solito vince la sinistra radicale, si affermano forze nuove. Qui non si è affermata una forza nuova. Questo ci deve interrogare tutti, vuol dire che la sconfitta riguarda il PD e riguarda le forze a sinistra del PD, riguarda la migliore classe dirigente, quella che è stata protagonista della Seconda Repubblica, e la peggiore classe dirigente, come io ritengo quella che ha guidato il mio partito in questi anni, perché guardate, io sarei felice di non parlare di Renzi, del renzismo, se la smettesse di parlare pure lui. Chi ha perso, come mai nessuno nella storia ha perso della storia della sinistra, ma non può pretendere di continuare a comandare, di dettare la linea in televisione, perché è quello che abbiamo assistito in queste ultime settimane. Un giornalista mi ha detto: ma siete ancora prigionieri di Renzi? No, è lui che è prigioniero di se stesso, però tuttavia noi non lo possiamo consentire di continuare a fare ancora danni, e questo passa per una battaglia politica, perché la ricostruzione della sinistra e di una prospettiva di centrosinistra passa per il superamento di questa stagione. Però non saremmo onesti se attribuissimo tutte le responsabilità a lui. Io penso che il renzismo abbia segnato il divorzio definitivo tra sinistra e popolo in questo Paese, ma penso che la crisi sia iniziata molto prima e riguarda tutto quello che siamo stati non a caso nella Seconda Repubblica, ha riguardato non a caso tutti i protagonisti della Seconda Repubblica, perché questa Seconda Repubblica si è chiusa come si è chiusa il 4 marzo, lasciandoci tutti i nodi irrisolti con cui era nata, dal mancato disegno istituzionale a un disegno economico che non siamo più stati in grado di recuperare, alla frattura tra nord e sud del Paese, che non è mai stata così profonda come si è segnata nelle elezioni del 4 marzo. Io penso che il 4 marzo abbia chiuso un ciclo lungo. Noi ci stiamo interrogando oggi sulla crisi della sinistra, ma io vi voglio suggerire un'ipotesi, diciamo, un po' diversa. Io penso che abbia perso il centro nel nostro Paese, che sia finito il centro. Se noi prendiamo quello spartiacque che è stato il 92, 93, 94, il 92 è stato uno spartiacque per la storia nazionale, ma anche per la storia internazionale. Per la storia nazionale penso a Tangentopoli, penso alle bombe di mafia qui in Sicilia, e il 93 nel resto d'Italia, che segnarono una rottura tra popolo e elite politiche, un senso di sfiducia nello Stato nei confronti delle istituzioni, di rancore persino nei confronti della classe politica, mai più recuperato. E quello lo dobbiamo tenere presente. E il 92 è anche Maastricht, che forse incide persino più di tante altre vicende nella dimensione della nostra dimensione internazionale, perché cambiano le leve di governo della società. Ecco, da allora noi abbiamo un processo nel nostro Paese che prima fa scomparire il centro politico, con la presenza sulla scena politica di Berlusconi, che è stato il primo che ha segnato un processo profondissimo di radicalizzazione del nostro elettorato, e solo qualche sprovveduto alla guida del mio partito poteva pensare che Berlusconi fosse un interlocutore moderato, perché è stato il primo a radicalizzare il nostro elettorato, e hai fatto benissimo tu, Ammiraglia, a ricordarlo prima, diciamo, quanto veleno ha iniettato nelle nostre coscienze, nella coscienza di questo Paese. E questo processo di radicalizzazione con il voto alla Lega e anche ai 5 Stelle si è compiuto. Ma è stato possibile questo perché c'erano ragioni profonde, anche strutturali, cioè scompare il centro perché scompare il centro sociale di questo Paese, perché tra i contraccolpi della globalizzazione e di un processo di integrazione europea che, così come l'abbiamo concepito, non è riuscito a affrontare quei pericoli che erano insiti nella globalizzazione, si sono scaricate sulle classi medie, che si sono impoverite, o se non si sono impoverite hanno visto il rischio di impoverimento, e lo vedono soprattutto per i loro figli, e questo ha determinato, diciamo, un'erosione dell'ossatura di questo Paese e della sinistra anche, perché il PD, come unico ancoraggio sociale, aveva questa classe media, e quando questa classe media è venuta meno anch'esso. Cioè io penso che la sinistra nel nostro Paese, e questo è un tema che riguarda non solo il PD, ma riguarda le forze anche a sinistra del PD, perché se vedete, diciamo, i risultati elettorali, l'andamento per aree geografiche e fasce sociali è molto simile tra tutte le forze. Io penso che la sinistra ha perso perché è diventata centro. In questi ultimi 25 anni cos'è stata la terza via che ci raccontavano? Diciamo, Renzi è stato l'ultimo che l'ha ripetuta con 20 anni di ritardo, 30 quasi, ma diciamo prima di lui molti altri. La terza via che cos'è stato?
se non questo, cioè diventare centro. Schroeder cos'era? Diventare centro. Giddens, Blair, che cos'erano? Diventare centro. Noi abbiamo perso per questo, e questo è un dato da tenere presente, visto che nei progetti di qualcuno, anche a sinistra, c'è quello di fare un partito macroniano, un partito che non sia né di destra né di sinistra. Poi scopriamo che tutti quelli che si presentano come né di destra né di sinistra finiscono sempre a destra, o peggio, come i 5 Stelle, sono andati a finire nell'estrema destra, purtroppo. Questa riflessione di carattere più storico non deve cancellare quello che è avvenuto in questi anni, che pure ha dei problemi enormi anche in termini di capacità di governo. Guardate, noi abbiamo detto che abbiamo perso il popolo, no? Noi abbiamo fatto di peggio, noi abbiamo fatto del male al popolo, abbiamo fatto del male in questi anni anche dal governo, perché noi negli anni della crisi, per la maggior parte degli anni della crisi, abbiamo governato noi. E in questi anni, proprio mentre noi governavamo, i poveri in Italia passavano da 2,5 milioni a 5 milioni, il lavoro dei giovani è diminuito di 2 milioni rispetto ai livelli pre-crisi. Noi abbiamo propagandato i dati sull'occupazione dicendo mai ci sono stati in Italia livelli più alti di occupazione, ma se vai a vedere la qualità del lavoro, se vai a vedere quanto equivale quel lavoro in termini di lavoro a tempo pieno, di unità di lavoro a tempo pieno, scopri che rispetto ai livelli pre-crisi ce ne sono 1 milione e meno. Quindi se guardi questi numeri non è che hanno sbagliato gli altri, non è che hanno sbagliato i cittadini che non ci hanno capito benissimo, abbiamo sbagliato noi. Da qui parte ogni ricostruzione a sinistra, ogni chiarimento a sinistra, ogni prospettiva a sinistra, dalla serietà e anche dalla spietatezza nell'analisi su quanto è avvenuto. E guardate, questo ve lo dico dalla prospettiva del Mezzogiorno, in cui noi abbiamo messo in campo anche qualche provvedimento, ma che è arrivato troppo poco e troppo tardi. Le cose più interessanti che ha fatto il governo Gentiloni, per la verità, sono arrivate alla fine. Noi siamo riusciti a portare il livello di investimenti pubblici, li ricordava Vittorio Alessandro con la loro importanza per molte delle cose che dobbiamo fare, al livello più basso di sempre. Insomma, io penso che noi non abbiamo governato bene, ma non perché non avevamo capacità di governo, non abbiamo governato bene perché non avevamo il pensiero, non avevamo un pensiero audace, non avevamo la capacità di guardare lontano, di essere coraggiosi nelle scelte che dovevamo fare. Noi non avevamo nemmeno un soggetto politico con cui lo potevamo fare. Io penso che il PD, come l'abbiamo costruito, sento spesso dire adesso togliamo di mezzo Renzi, come se tutti i problemi fossero lui, archiviato lui, si risolve tutto, torniamo allo spirito originario. Io penso che quel PD, come l'abbiamo fondato, non sia nelle condizioni di affrontare la crisi. Non penso che sia nato tardi, come molti hanno detto. Io penso che sia nato vecchio con ambiguità culturali, politiche e organizzative profondissime. Ambiguità politiche, perché è nato dicendo che non c'è più il conflitto tra capitale e lavoro, sono tutti uniti in nome di una vaga innovazione, e poi nemmeno andiamo a vedere se l'innovazione distrugge il lavoro, quali sono le conseguenze. L'innovazione va sempre bene perché si va avanti. Ambiguità organizzative, noi dovevamo essere quelli della partecipazione, delle primarie, questi meccanismi si sono risolti esattamente nel loro contrario, in meccanismi di autoconservazione di notabili, di personaggi sempre i soliti noti, di un esercizio e di una modalità di raccolta di consenso che non solo non è servita, ma ha finito per allontanare gli elettori e per scavare tra noi e loro un solcato che sarà difficile colmare. Quindi ci dobbiamo riattrezzare, non basta tornare allo spirito originario, bisogna cambiare profondamente. E le ambiguità culturali sono enormi. Vedi perché non abbiamo capito che cosa stava succedendo? Perché non solo la crisi aveva fatto aumentare le disuguaglianze, ma nella ripresa noi che cosa dicevamo? La ripresa, ci sono le eccellenze, c'è più 1% di PIL, eccetera. E non capivi che persino questa ripresa aveva un elemento veramente bastardo, che era quello di allargare le disuguaglianze tra cittadini, come vi dicevo prima, aumentava il PIL ma aumentavano i poveri.
tra le imprese, anche tra le imprese, tra una quota sempre più piccola di imprese, le eccellenze, gli amici, le start-up dove andavi tutti i giorni, ti facevi le foto dicendo dovete fare tutti come loro, e la maggior parte invece delle imprese che sopravvivono attraverso meccanismi competitivi a ribasso, che non sono inseriti nelle catene globali del valore e che spesso sopravvivono solo grazie al nero, un nero molto spesso di sopravvivenza, distanze che aumentavano nella ripresa pure tra i territori, tra le aree interne e le città, tra le periferie e i centri urbani, e noi invece raccontavamo una retorica delle eccellenze, cioè abbiamo risolto tutto, quando invece quell'1% in più stava dicendo che la maggior parte delle persone vivevano ancora con il segno meno. L'innovazione nel nostro lessico perdeva ogni contenuto sociale, perché l'innovazione è buona, l'innovazione è bella, ma è buona l'innovazione che quando perdi la mano sul posto di lavoro, e questo lasciatemelo dire perché abbiamo parlato di temi importanti come l'immigrazione, ma negli ultimi 10 anni noi abbiamo subito una guerra nel nostro Paese. Parlavamo della rivoluzione digitale nelle imprese e sono morti sul lavoro 13.000 persone, uno scandalo moderno inaccettabile. Come facciamo ad accettare che nell'era della rivoluzione digitale, della robotizzazione, ti muoiono sul lavoro 13.000 persone in 10 anni? Questo è il tema. L'innovazione è buona quando, se perdi una mano, te la sostituisce e ti fa vivere meglio, quando ti migliora le condizioni di vita delle persone, ti migliora le condizioni dei cittadini, perché altrimenti l'innovazione vaga, è un'innovazione che si ritorce contro di noi ed è stato un boomerang, così come è stato un boomerang negare le paure, quel sentimento. Io ho dei figli piccoli, l'errore più grave che puoi fare è quando hanno paura dirgli, come spesso faccio io, un cretino, come spesso facciamo noi papà del sud, diciamo no, non devi avere paura di niente. No, al contrario, le paure le devi prendere sul serio, devi provare a legittimarle, riconoscerle anche e inserirle in un terreno di razionalità, perché altrimenti finiscono nell'irrazionale, come sono finite. Io penso che noi abbiamo perso soprattutto per questo, perché non abbiamo avuto un pensiero autonomo, e questo pensiero autonomo che non abbiamo avuto ci ha privato di potere, persino quando il potere l'abbiamo esercitato, come in questi anni, con grande spavalderia e persino con un tratto di arroganza. Credo che bisogna ripensare tutto, ma per questo dicevo non è un'operazione, oggi non voglio fare lo studioso, non faccio lo studioso, perché non è un'operazione intellettuale, non è un esercizio di ricerca. Ripensare tutto si incrocia con la battaglia politica che dobbiamo fare di opposizione al governo più di destra della storia della Repubblica, un governo però, e ce lo dobbiamo dire perché non saremmo seri se non ce lo dicessimo, che nasce con il contributo fattivo di un pezzo del Partito Democratico. Avevamo il capogruppo alla Camera che ci diceva sono fascisti e sono pericolosi, il capogruppo al Senato che diceva no, non vedo l'ora che si mettono insieme, sto lì con i popcorn. Oh, mettiamoci d'accordo, perché se sono i fascisti e sono i pericolosi tu non puoi non evitare la saldatura tra 5 Stelle e Lega, e non perché bisognava fare il governo tra di loro, non perché dovevamo fare il governo, ma perché dovevamo fare quel tentativo, e quel tentativo aveva solo questo scopo, impedire che lo facessero gli altri, che si arrivasse a quella saldatura lì. Guardate, è un errore storico che abbiamo compiuto e che si rischierà di ritorcersi contro di noi molto drammaticamente, e non basterà dire sono fascisti, anche perché dove la facciamo la resistenza? In via Monte Napoleone? Dove andiamo a fare? Al posto delle montagne? Non basterà dire sono fascisti, anche se su questo la soglia di guardia e di attenzione non deve calare, perché le parole che stanno precedendo gli atti sono quelle che ricordano il peggiore tempo buio del nostro Paese, la pacchia, la crociera. Oggi siamo arrivati a qualcosa contro cui dobbiamo ribellarci, il censimento dei Rom. Dopo i Rom arriveremo agli ebrei. Guardate che questa è stata la catena nella storia, cioè questo, se noi non spezziamo questa catena con una battaglia politica, noi rischiamo di perdere una partita, e su questo dobbiamo essere chiari. Guarda, perché c'è un tentativo, io ho Calenda che mi iscrive al fronte repubblicano, lo voglio tranquillizzare, non ci sono fronti, diciamo, perché noi non possiamo permetterci di relegare e regalare 17 milioni di elettori, la maggior parte nelle fasce popolari, perché questi sono gli elettori di 5 Stelle e Lega, alla distinzione sistema e antisistema. Nemmeno quando la tingeremo, diciamo, fra un anno di un altro nome, noi li chiameremo
anti-europeisti e noi europeisti, perché se li regaliamo stiamo facendo esattamente quello che abbiamo fatto in questi anni: dividere il Paese tra inclusi ed esclusi, rappresentare solo gli inclusi, mentre la sinistra nasce esattamente per far saltare questa distinzione, per includere gli esclusi, quello che non siamo riusciti a fare. Guardate, quale opposizione significa quale visione della società, e dobbiamo stare molto attenti, perché qualche stronzata l'abbiamo cominciato a fare. In nome di che cosa la facciamo l'opposizione? Dei mercati e dello spread? Attenzione su questo, perché l'ho visto durante i primi giorni della formazione del governo. Abbiamo detto che non lo possono fare il governo perché c'è lo spread. Attenzione, perché guardate, se noi siamo chiamati a difendere, come credo saremo chiamati a difendere, anche in modo radicale, la democrazia in questo Paese contro un rischio di torsione autoritaria che io vedo e che vedo, diciamo, come legittimo, noi lo dobbiamo fare se abbiamo la credibilità e la forza di poterlo fare, se lo faremo in nome della democrazia, se non diremo mai che, diciamo, l'autogoverno dei cittadini deve cedere il passo ad altri, come per esempio i mercati. E un altro tema sull'Europa: noi su cosa la facciamo l'opposizione? In nome dell'Europa così com'è, in nome dell'europeismo acritico di cui ci siamo fatti portatori in questi anni? Questo è un tema decisivo. Io lo dico, scusatemi se allargo troppo la discussione, sull'Europa c'è un terreno di scontro enorme che va persino al di là dell'Europa, ed è un passaggio di fase del capitalismo, come sempre ci sono stati nella storia, da una fase di apertura a una fase di chiusura, una transizione dal liberismo al protezionismo. Rischia di essere tutta una partita interna alla destra, e la sinistra si divide tra chi è subalterno al liberismo, come siamo stati negli ultimi 30 anni, e quelli che saranno subalterni al protezionismo e a una chiusura nazionalista, come altre volte è avvenuto. Guardate, altre volte nella storia, negli anni 20, negli anni 30, un pezzo di sinistra seguì le avventure nazionaliste e protezioniste, pensando che all'interno di quei percorsi potessero riuscire a difendere meglio gli interessi sociali. Questo è un rischio enorme e lo dobbiamo mettere a fuoco bene sull'Europa. Lo dobbiamo mettere a fuoco dicendo che il tema della critica, per esempio, all'Europa tedesca, a quello che sta facendo la Germania in questi anni ha giocato allo scaricabarile dei populismi. Per non far crescere il populismo a casa sua, ha imposto a tutti gli altri europei un'austerità che li ha fatti crescere, diciamo, i populismi, soprattutto nella sponda sud dei paesi europei. Questo è stato lo scaricabarile dei populismi. Ecco, questa Europa così è insostenibile, e questa critica la dobbiamo fare noi, ma la dobbiamo fare in chiave europeista, anche perché, e anche in termini di difesa dell'interesse nazionale, su questo non c'è nessuna. Io vedo a sinistra qualcuno che dice: ma Salvini però, Savona è diventato un imbroglione da 30 anni, che è diventato l'eroe di un pezzo della sinistra. Attenzione su questo, perché quello che stanno facendo al governo è costruire un pezzo di Europa orientale nel cuore del Mediterraneo. E questo non è solo fa male all'Europa, ma è contrario agli interessi nazionali, peggio dell'Europa di Bruxelles, dell'Europa tecnocratica, come pure, diciamo, ha mille difetti che dobbiamo contrastare in fretta. C'è l'Europa di Visegrad, dove ci vogliono portare loro, ed è peggiore per molte questioni, le questioni economiche e di governo dell'Eurozona, che sono fondamentali e che dobbiamo ripensare, l'immigrazione. Salvini, che se la prende come un infame con 700 poveri disgraziati, è quello che tifa per quelli che non vogliono la ripartizione delle quote in Europa. Sui temi geopolitici, sul riorientamento geopolitico dell'Europa, in cui noi abbiamo un Mediterraneo che abbiamo, diciamo, pervertito in questi anni in questo cimitero enorme, ma che diventa anche un luogo di grandi opportunità, che senza investimenti, come noi non abbiamo fatto, non saremo mai in grado di cogliere, mentre tutte le grandi potenze nel Mediterraneo giocano una partita politica e strategica e commerciale enorme. Su questo, forse la sto facendo lunga, mi avvio a chiudere, noi abbiamo un appuntamento a breve, non è il tempo troppo lungo, cioè non abbiamo un tempo lungo, non abbiamo decenni in cui dobbiamo ripensare, no. Noi abbiamo una battaglia che sono le elezioni europee dell'anno prossimo.
o arriviamo con una proposta di modifica della governance economica dell'Europa, perché altrimenti l'Europa sociale resta un castello di carta a Bruxelles. Noi dobbiamo cambiare le regole di governo economico dell'Europa, perché altrimenti le zone più arretrate, come specialmente quelle dell'Europa meridionale, rischiano di rimanere sempre fuori e sempre più alla deriva e sempre quindi sempre più in balia dei populismi. Su questo io sono convinto che noi dobbiamo proporre anche un'alleanza grande. Noi dobbiamo proporre non solo un'alleanza tra i paesi della sponda sud, che guarda che in questi mesi sono governati, visto quello che è accaduto in Spagna, tutti dalle sinistre a parte l'Italia, e dobbiamo chiedere alla Francia da che parte stare, e dobbiamo andare in Germania e dire: facciamo un discorso razionale, paesi della sponda sud e un'alleanza delle sinistre in Europa che superi una distinzione ormai priva di senso sulla modifica delle regole economiche europee tra la sinistra riformista e la sinistra radicale. Perché io sono molto più d'accordo con Tsipras e con i socialisti spagnoli e con i socialisti portoghesi rispetto anche a un socialista olandese, e allora questo deve emergere. Noi dobbiamo farci promotori in una discussione molto chiara in Europa di un'alleanza che superi la distinzione tra sinistra riformista e sinistra radicale, che secondo me è priva di senso anche in Italia. Noi dobbiamo ripartire con un'opposizione nel nostro Paese che rimetta al centro le disuguaglianze. E guardate, rimettere al centro le disuguaglianze significa rimettere al centro il Sud, il Mezzogiorno, la Sicilia, perché altro che non esiste la distinzione tra destra e sinistra. L'abbiamo visto, la flat tax, il 50% dei benefici della flat tax sono concentrati al nord e tra il 10% più ricco della popolazione. Il Sud non avrebbe nessun vantaggio dalla flat tax, non solo poi perché diciamo si rifà una teoria economica che è quella dello sgocciolamento, che è già fallita, cioè l'idea: se dai i soldi ai ricchi poi prima o poi arriveranno pure ai poveri. Invece è successo il contrario in questi anni, in questi 30 anni è successo l'esatto contrario. E il reddito di cittadinanza, attenzione, io lo so, il reddito di cittadinanza invece avrebbe un effetto positivo sul Mezzogiorno, però attenzione, se questo non viene fatto, come temo possa essere fatto, a scapito di tutto insieme di servizi pubblici che sono l'elemento fondamentale del nostro welfare, che sono persino più importanti in molti casi dei trasferimenti monetari. Poi su questo io sul reddito di cittadinanza e sul reddito di base ho anche delle perplessità, ma di questo possiamo discutere, anzi dovremmo discutere, la discussione a sinistra dovremmo farla su questi temi. Io insomma non voglio un'umanità divisa tra una serie A che è inserita nei processi produttivi e lavora, è inserita nel mondo del lavoro, e invece il resto un'umanità di serie B che invece percepisce un reddito e magari consuma e tiene in piedi un sistema che di fatto li esclude come uomini, perché è vero che non è solo sul lavoro che si realizza la personalità, ma se non ripartiamo dal lavoro e se non lo facciamo col sindacato, semplicemente la sinistra non esiste in natura e non esisterà da oggi e domani. Sul sindacato, anche lì so che ci sono molti compagni qui del sindacato che sono impegnati in un congresso molto importante e molto difficile come quello della CGIL. Anche lì però su questo dobbiamo fare chiarezza. Come può, tu dicevi il 30% degli iscritti al Partito Democratico è d'accordo su Salvini, ma il 30% degli iscritti alla FIOM vota la Lega, e come si fa a rendere compatibile questo con un sistema di valori di cui il sindacato si deve fare promotore? Su questo, guardate, mettiamoci in discussione tutti, perché noi la partita rischiamo di perderla, e rischiamo di perderla perché noi dobbiamo mettere in campo un'alternativa. Noi possiamo fare l'opposizione, ma se non mettiamo in campo un'alternativa non andremo da nessuna parte. Un'alternativa si costruisce lì, su quale idea e modello socio-economico hai in mente, perché se non riacquisti le leve di governo sociale ed economico, e quindi se la politica non è in grado di incidere sulla vita delle persone, creando il lavoro buono per esempio per i giovani,
alla politica e allo Stato non rimarrà che la leva penale. Guarda, è quello che sta avvenendo. La deriva securitaria è dovuta anche a questo, perché lo Stato ha perso ogni leva di governo dell'economia e gli è rimasta solo la leva penale. E anche il nostro giustizialismo, tu hai fatto bene a dirlo, è anche frutto di questo processo lungo, cioè del fatto che noi non siamo stati più in grado di perseguire la giustizia sociale e quindi non ci rimaneva che la giustizia penale. E questo va risolto, perché guarda, se resta solo quel terreno, quello è il terreno della destra. Io penso, e voglio dirlo questo perché il tema di oggi che voi avete affrontato e secondo me l'avete centrato, cioè io penso che la partita l'abbiamo persa per molte ragioni, alcune le ho dette con qualche tagliandole con l'accetta, forse esagerando ogni tanto, ma noi la partita non l'abbiamo persa solo sul terreno politico, l'abbiamo persa anche sul terreno morale, mi verrebbe da dire, perché molte delle questioni che noi affronteremo oggi hanno un contenuto etico irrinunciabile. Guardate, io poi sono uno che ha studiato Marx e legge i rapporti di forza, eccetera, ma io penso che questo non ci basterà. Penso che molte delle questioni, dall'immigrazione ma persino alla disuguaglianza, noi non le affrontiamo se non recuperiamo una tensione etica e morale nell'agire politico che oggi non c'è. L'immigrazione è evidente, ma anche sulla disuguaglianza io posso parlare ore di quanto sia nefasta alla vita economica, di quanto la disuguaglianza deprima la domanda interna, deprima la crescita potenziale perché arresta la mobilità sociale, non fa crescere i beni pubblici, eccetera. Ma se non riusciamo a suscitare lo scandalo per le ingiustizie, per il fatto che nelle imprese, diciamo, a più alto contenuto tecnologico, i manager guadagnano 4.999 volte i loro lavoratori che guadagnano spesso 3 euro l'ora nelle piattaforme, ecco, quella partita noi lì la perderemo, l'abbiamo già persa. Noi abbiamo perso quando abbiamo smesso, il sindaco di Riace ha detto delle cose fondamentali qui, quando, lo dice un filosofo americano questo, quando abbiamo smesso di dare valore a quello che i soldi non possono comprare, e lì dobbiamo partire, chiedendo anche ai cattolici di risvegliarsi. Guardate, le cose che sono state dette sul Papa, su Ravasi, diciamo, sui social network, cioè io speravo che suscitassero una reazione che non c'è stata, e lì noi dobbiamo, su questo terreno etico e morale, recuperare un discorso, non con i moderati in astratto, che non ci sono più i moderati in questo paese, moderati non ce n'è, sono tutti incazzati, sono tutti radicali. Noi dobbiamo discutere, diciamo, con chi e ricostruire un'unità con chi è portatore di questo valore, e non basterà dire più sinistra in astratto. Non basterà dire più uguaglianza in astratto, bisogna ripartire. Noi molto spesso partiamo dai diritti, giustamente, ma bisogna ripartire pure dai bisogni, dai nostri bisogni, dall'alto e dal basso, lo diceva il sindaco di Riace, dal Kurdistan al suo marciapiede, perché è così che noi affronteremo i problemi e ricostruiremo un rapporto col popolo. Sulla casa, ma da quanto tempo non facciamo una battaglia sugli affitti delle case per la mia generazione? Sulla difesa dell'ambiente, sul salvare pezzi di apparati produttivi che si stanno perdendo in giro dappertutto. Ecco, noi dobbiamo farlo su questo, dobbiamo farlo dentro e fuori. Quando io dico dentro e fuori, non mi riferisco a dentro e fuori il PD, io mi riferisco dentro il PD, l'EU, Potere al Popolo, tutta la sinistra, diciamo, che ha una rappresentanza politica, e fuori, un mondo fuori che fa cose buone, giuste, e sono tantissimi nel sindacato, nelle associazioni, nel mondo del volontariato, e le fa molto spesso malgrado la politica, malgrado la sinistra politica organizzata, e qualche volta persino le fa contro di noi. Noi lì dobbiamo unire. Io, vedete, sono felicissimo che oggi qui a invitarmi sono stati compagni, dirigenti che in questi mesi hanno fatto percorsi politici diversi. Io penso che dividersi sia stato un errore storico, penso che però che non è che abbiamo perso perché ci siamo divisi. Noi ci siamo divisi perché avevamo già perso, perché ci eravamo divisi da quel popolo, e lì la dobbiamo ricostruire l'unità. Non basta ricostruirla tra di noi. Nel Partito Democratico adesso ci sono i fascisti, rimettiamoci tutti insieme, facciamo tutti pace. No, noi dobbiamo chiarirci, perché le nostre truppe sono tutte fuori, e noi l'unità la dobbiamo fare con quel mondo fuori, e se non la faremo lì noi possiamo vincere una battaglia interna, ma perderemo la guerra, e la guerra
guerra è riconquistare quei milioni di voti a sinistra che sono andati nell'astensione o che hanno votato i 5 Stelle. E questa cosa la fai con la battaglia politica. La fai anche con una discontinuità forte, con una rottura forte. Io non chiedo né passi indietro né passi di lato, io chiedo a molti di noi di fare dei passi avanti, perché questo è il momento. Così si costruisce classe dirigente nuova di cui c'è bisogno e si costruisce nella battaglia politica, superando una distinzione tra vecchio e nuovo come ci hanno riempito la testa in questi anni, perché non è un dato anagrafico, ma concentrandoci e discutendo insieme di quello che è giusto e di quello che è sbagliato. Io voglio dire questo, qua non si tratta di rottamare o di fare il rinnovamento. Io penso che se noi non saremo in grado di esprimere una rottura in termini di classe dirigente, di messaggio e persino di linguaggio, noi non è che non faremo la rottamazione, facciamo un errore opposto se non facciamo questo. Rischiamo di perdere definitivamente un patrimonio che rischia di non vivere in un tempo nuovo della battaglia politica, un tempo nuovo in cui tu devi riconquistare quel mondo fuori. Io dico che sto girando molto in giro per l'Italia, non mi devo candidare a niente, ma è un cammino che sto facendo con tanti amici e compagni, e vedo in giro che non c'è solo lo scoraggiamento, non c'è la depressione. La vostra presenza qui oggi così massiccia, qualcuno diceva è un certificato di esistenza in vita. Beh sì, è anche questo, ed esprime una voglia di riscatto, una voglia di reagire che va intercettata subito. Io non mi interessa se siamo in partiti diversi, se stiamo facendo percorsi diversi, a me interessa solo che sui temi, sulle grandi questioni noi riusciamo a ritrovare un linguaggio comune per cominciare a fare un cammino insieme, e vediamo alla fine di questo percorso dove arriveremo. Grazie.